Buongiorno a tutti amici di Matto Scacco, siamo in presenza del Messi degli scacchi. Ebbene sì, è così che è stato definito dagli esperti e dai giornali questo ragazzo che a soli 10 anni ha un punteggio registrato di 2377 elo, essendo il primo giocatore nella storia degli scacchi a quest'età a raggiungere la prima norma da maestro internazionale. Ha iniziato a giocare a scacchi 3 anni fa, quindi a 7 anni ha cominciato a giocare e già l'anno dopo, a 8 anni, era il giocatore più forte al mondo under 10. Adesso continua a battere record su record e voglio mostrarvi in questa linea azzurra il suo andamento. Nel novembre del 2021 aveva 1793 punti. Nel novembre del 2023, esattamente 2 anni dopo, siamo quasi alla soglia dei 2400 punti. Incredibile, una delle ascese più spaventose di sempre. E come vedete, man mano che si va avanti, i record si abbassano sempre di più, no? C'è stato il grande maestro 12 anni, adesso ci sarà il grande maestro 8 anni, poi ci sarà il grande maestro 6 anni. Io mi domando veramente come diamine faccio. D'altronde è quello che succede un po' anche col pianoforte. A volte vedi bambini cinesi di 8 anni che suonano cose che non hanno neanche le mani grandi per suonare quelle cose, ma vabbè. Prima o poi qualcuno ci darà una spiegazione. Adesso però andiamo a vedere una sua partita giocata contro un maestro FIDE e credo che sia stata una bella partita e voglio commentarvela. Bene, andiamo a vedere dunque la partita tra il buon Faustino Oro e Antonio Almiron, 2330 punti, uno sfidante veramente temibile. Ricordiamo appunto il paragone con Messi proprio perché sono entrambi argentini. Pedone C5 per il nero, difesa siciliana. Andiamo molto velocemente, qui potrebbe sembrare tranquillamente una Najdorf, ma dopo pedone in E6, struttura classica, si chiama del piccolo centro, tipica della Scheveningen. Una difesa che andava più di moda anni fa, adesso è caduta un po' in disuso proprio perché il bianco ha questo subito fortissimo attacco che potrebbe veramente andare a rompere le scatole velocemente al nero, ma non è il caso di questa partita che continua con alfiere 3. Alfiere 7, rocco corto, F4. Ovviamente il gioco del bianco è molto lineare, molto semplice in questa posizione. Donna C7, alfiere F3, fin qui tutte mosse di teoria. Cavallo B3, spinta del pedone in B5 per prendere spazio sull'ala di donna e permettere all'alfiere di svilupparsi su questa bella diagonale. Pedone A3, forse una mossa come A4 era un pochettino più combattiva, ma va benissimo. Alfiere B7, donna in E1, piano tipico per trasportare la donna sul piano sull'ala di re. Torre in F va in E8, torre in D1. La posizione è assolutamente equilibrata, torre a C8 e adesso il bianco deve capire un pochettino cosa fare. Probabilmente donna G3 è una mossa un po' più pacata, ma qui il buon Faustino, essendo comunque un bambino, quindi non ha tanto il dosaggio del rischio, decide di giocare subito G4 e dopo donna G3, una mossa molto coraggiosa perché è vero che andiamo a scatenare i nostri pedoni contro il re avversario, ma è anche vero che questi sono pur sempre pedoni dell'arrocco, quindi attenzione a quando li muovi. Pedone B4, cattura, ora questo cavallo attacca il punto C2 e il bianco ne approfitta per giocare donna F2 andando a difendere anche il punto. Ora è il momento del nero che deve fare qualcosa perché altrimenti subirà solamente e qui entra in gioco un importantissimo principio di scacchi che è se il bianco ti attacca sulle ali bisogna controreagire sul centro ed è il motivo del perché il nero gioca spinta del pedone in D5. E5 è la risposta più corretta, si prende il tempo sul cavallo e ora attenzione. Bisogna capire un pochettino, questo cavallo probabilmente va catturato perché tra l'altro ci sta guadagnando il tempo sulla donna, risulta essere molto fastidioso, ma qui ti sorprenderà che la cattura arriva da alfiere anziché di cavallo. Cattura e ora cavallo in D4. Arriva alfiere in A8, pedone in H4, adesso arriva veramente il pawn storm contro la rocca avversario e adesso H5, da notare come F5 purtroppo non si può giocare perché altrimenti cadrebbe subito questo pedone. H5, donna B8, H6 con l'idea di rompere la struttura pedonale dell'arrocco, qui
Ti sembrerà strano, il motore consiglia questa come mossa migliore per cercare di fermare un po' l'avanzata, mentre mossa molto più umana il nero gioca G6. G6 però è quello che è un erroraccio, una mossa mancata. E permette ora il colpo tattico F5. F5 è una mossa veramente da punto esclamativo se non da 2 e in partita segue e per F5. Cerchiamo di capire che cosa sarebbe potuto accadere, perché qui c'è da domandarselo, se il nero avesse catturato questo pedone. Per esempio, cattura qui e ora si minaccia regina per F7, motivo per cui non si può catturare con questo pedone ma si deve catturare in questo modo. Adesso su donna F7, re qui, la partita sembra in una posizione di stallo perché non sembrano esserci troppi modi per continuare, ma dopo alfiere F4 l'idea è quella di posizionare l'alfiere su questa diagonale, donna in C5 per evitare che il nero possa veramente raggiungere quella casa, ma adesso arriva un'altra combinazione, donna F6 con batteria. E qui la partita è finita perché dopo questa si minaccia donna K8, scacco matto, il re ovviamente non ha vie di fuga qui perché c'è la torre, bellissima, bellissima, quindi questa mossa F5 è veramente veramente molto bella. Il nero ovviamente non se la sente di catturare qui ed abbiamo visto che sarebbe stata una variante perdente, è per F5, G per F5 e donna per E5. Ora veramente il nero è andato a catturarsi quel pedone, sarà stata la mossa corretta? Non lo so. F per G6 e attenzione sempre alla pressione sul punto F7 e adesso arriva veramente donna F7. Adesso ci sarebbe sempre il solito giochino, alfiere F4 con l'idea di andare con l'alfiere in E5, ma prima cavallo in E2. Questa mossa è molto importante perché permette di posizionare l'alfiere in questa casa. Cavallo C2 con l'idea di impedire all'alfiere che possa andare in E4 e ovviamente si minaccia anche la cattura dell'alfiere con doppio sulle torri, ma qui al nero sfugge la fantastica torre di 7 minacciando il matto in una. Noi sappiamo che i pezzi pesanti sulla settima traversa raddoppiati in questo modo sono veramente fortissimi. Unica difesa è alfiere 7 che si chiama interferenza, quindi non c'è più collegamento fra i pezzi pesanti del bianco, ma arriva ora alfiere F4, sempre con la solita idea. Arriva arriva donna F6 e su alfiere D6 il nero abbandona. Vediamo perché questa mossa è così veramente devastante. Alfiere D6 si minaccia la regina, si minaccia di guadagnare un pezzo qui. Vediamo come sarebbe continuata la partita. Ovviamente questa mossa non è disponibile perché arriva subito il matto. Qui probabilmente, anzi sicuramente, il nero deve prima catturare la regina, anche perché dove scappa questa regina nera? Quindi cattura, il che avrebbe consentito al nero di portare su le torri e ora ancora una volta questo alfiere non si può catturare perché altrimenti arriva matto. Ma la domanda è: che cosa fa il nero se non si può catturare quell'alfiere? Si ritroverà probabilmente a perdere pezzi, quindi vediamo come può continuare dopo la cattura. Ovviamente la partita è completamente persa perché c'è scacco e unica via di fuga e adesso scende anche quest'altra torre e arriva lo scacco matto. Doti d'attacco fantastiche, visione combinativa fantastica, occhio tattico fantastico. Ragazzi, fatemi sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate. Io credo che se questo ragazzino continui così, io credo che fra 2-3 anni ci farà vedere delle belle cose. Chissà se finalmente riuscirà a spodestare da quel trono incredibile in cui si trova Carlsen, che è convinto ed è ancora il giocatore più forte al mondo di scacchi. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo sempre qui prestissimo sul canale YouTube di Mattoscacco. Alla prossima, ciao!